Niente Boca Juniors o Los Angeles Galaxy nel futuro di Daniele De Rossi. Il centrocampista, come annunciato dai colleghi di Sky Sport, rimarrà infatti in Serie A. Sarebbe questa la decisione dell'ormai ex bandiera della Roma, che dopo il ben servito ricevuto dalla società di James Pallotta aveva pensato di lasciare il nostro campionato. Niente emigrazione dunque, De Rossi resterà in Italia. Su di lui ci sono 3 club, ma per il momento non filtrano nomi. Sulla lista delle pretendenti ci potrebbe essere la Sampdoria di Massimo Ferrero, che a più riprese ha espresso parole di elogio nei confronti dell'ex capitano giallorosso. C'è il nulla osta da parte di Ole Gunnar Solskjaer per la cessione di Paul Pogba. Il tecnico del Manchester United, secondo quando scrive il Daily Star, ha dato il via libera per lasciar partire il francese, che andrà al club che offrirà più soldi. Qualche giorno fa lo stesso Pogba aveva manifestato l'intenzione di cercare una nuova sfida nella sua carriera calcistica. Il centrocampista transalpino piace al Real Madrid e alla Juventus, che sarebbe la sua meta preferita, secondo quanto riportato dal tabloid britannico. Solskjaer si è convinto che i tanti soldi che arriverebbero dalla cessione di Pogba potranno tornare utili per rinforzare lo United, reduce da un deludente 6º posto nell'ultima Premier League. Frédéric Ricky Massara è il nuovo direttore sportivo del Milan a partire dal prossimo 1 luglio. Il club rossonero ha ufficializzato l'incarico per l'ex dirigente della Roma, che una quindicina di giorni fa aveva lasciato la società giallorossa. Ha ricoperto recentemente il ruolo di DS del club capitolino nel 2016, prima di iniziare una nuova avventura dall'agosto 2017 al marzo 2018 nell'area tecnica del gruppo Suning, proprietario dell'Inter. Nel giugno 2018 è tornato alla Roma nella veste di coordinatore dell'area tecnica, per poi ricoprire nuovamente il ruolo di direttore sportivo del club di James Pallotta. Siamo molto felici di accogliere Frédéric nel nostro team di lavoro, sono state le parole riportate dal sito internet del Milan di Paolo Maldini, direttore sviluppo strategico area tecnica rossonero. Grazie alla sua preparazione, serietà e professionalità sarà un valore aggiunto per il Milan e sarà funzionale alle strategie da intraprendere nel nostro percorso di crescita. Campione d'Italia! La Juventus si laurea campione d'Italia non solo in Serie A, ma anche con le proprie formazioni femminili. Dopo il successo delle bianconere dell'Under 17 il 2 giugno scorso, che hanno battuto in finale le interiste in una agguerrita disputa ai rigori, domenica 23 giugno le giovanissime dell'Under 15 hanno ottenuto la vittoria sulla SD Condor Treviso per 1-0, portando a casa la coppa del campionato femminile Under 15 del settore giovanile e scolastico della FIGC. Allo stadio Soprani a San Zaccaria, in provincia di Ravenna, dopo un primo e un secondo tempo fermi sullo 0-0, a decidere il risultato è il gol della numero 9 Morengo, con un tiro a porta vuota dopo aver superato il portiere, realizzato appena un minuto dopo l'inizio del terzo e ultimo tempo da 20 minuti. Le Final Four Under 15 tra Juventus, Treviso, Roma e Bologna si chiudono quindi con le bianconere campionesse d'Italia. Soddisfazione per il presidente del settore giovanile scolastico Tisci, presente alle premiazioni. Devo dire che il movimento sta crescendo di anno in anno, è un movimento che si arricchisce anche di qualità. È bello vedere oggi le ragazze rispetto a tanti anni fa che avevano un gioco veramente diverso. Oggi sono veramente quasi quando agli uomini come attività, come schemi, come organizzazione, come anche impegno. Devo sottolineare che in questa Final Four di calcio a 11 femminile hanno vinto i veri valori dello sport, che sono state interpretate al meglio dalle ragazze delle 4 squadre, e complimenti ancora ai vincitori della Juventus. Tanti appassionati del nostro calcio anche nel settore femminile vengono a vedere le nostre partite. Oggi qui a San Zaccaria era piena la tribuna, io sono arrivato qualche minuto in ritardo, ho fatto fatica a trovare il mio posto, per cui questo è un altro dato positivo che ci soddisfa e che ci ripaga tutto il lavoro e l'impegno che lo staff del settore giovanile sta portando avanti in questi anni.